chi siamo. Siamo da 9 anni un duo di cantautrici napoletane, scriviamo le nostre canzoni un po' insieme e anche no, però poi c'è un lavoro che facciamo insieme sulle voci, sugli arrangiamenti, perché i nostri strumenti sono chitarra acustica e fisarmonica. E ciò che più amiamo, oltre a registrare, fare dei dischi, ne abbiamo fatti 3, è suonare in giro per l'Italia e speriamo anche non solo l'Italia, le nostre canzoni. Cioè il momento live è il momento che più amiamo e in cui possiamo cercare di comunicare tutto quello che siamo. E lo facciamo sia attraverso chiaramente le nostre canzoni che raccontano la verità di noi, quindi piccole sofferenze o piuttosto che momenti di gioia infinite, momenti della vita normali. Cerchiamo di avere, come dire, un motto, cioè dire la verità, essere leali tra di noi, con noi stesse e con le persone che ci ascoltano. Noi siamo napoletane, quindi diciamo il nostro centro è sicuramente Napoli, l'abbiamo anche un po' scelto perché suonando tanto da Trento ad Agrigento, Napoli spaccava un po' l'Italia in mezzo e devo dire che poi anche come fermento culturale, fermento musicale è stato un punto dove ci siamo potuti confrontare con tantissime realtà, tantissimi generi diversi, abbiamo suonato con tantissimi musicisti napoletani o campani e questa cosa ci ha arricchito tantissimo perché in questi anni le formazioni che abbiamo avuto sono state dalle rock a quella quasi da camera con violoncello a quella acustica, insomma abbiamo avuto veramente tantissime formazioni e Napoli ci ha offerto grandi opportunità, grandi piazze per essere ascoltate e per in qualche modo far sì che questo centro nevralgico, questo centro magmatico potesse darci il carburante per appunto portare questa cultura millenaria al di fuori della città. Allora, il napoletano che noi utilizziamo sicuramente non è un napoletano arcaico, diciamo così, non è un napoletano troppo letterale. Non è il napoletano che avrebbe usato Edoardo De Filippo, diciamo così. È un napoletano più gergale in qualche modo, un napoletano che utilizziamo noi tutti i giorni per raccontarci le cose, per vivere i sentimenti. E questa cosa del napoletano è talmente identificativa per noi, ma come tutti i napoletani, no? Abbiamo questa grande fortuna che cantando in napoletano veniamo sicuramente accolte sia nella città che al di fuori in maniera veramente entusiasta, perché è una lingua del mondo, non è un dialetto, è appunto una lingua, quindi il napoletano racconta sempre qualcosa anche dell'italianità in qualche modo. Quindi quando abbiamo suonato sia in Spagna che quando andiamo a Milano piuttosto che ci vuole in Sicilia, così è come raccontare qualcosa dell'essere italiani anche parlare il napoletano, quindi sempre bene e siamo felici di averlo fatto. Sì, non è mai stato un limite, è sempre stato un punto in più. Come l'acqua di mare, il rosso ti